Il racconto profetico aveva già indicato in Davide colui che sarebbe stato il re di Israele. Samuele lo aveva unto da ragazzino, educato da Dio a guardare il cuore e non le apparenze. Ma quel ragazzino pastorello di Betlemme deve ancora fare una lunga strada prima di diventare capo di Israele. Entra nella vita della corte, viene stimato e amato, ma Saul è tremendamente geloso di lui. Si è parlato addirittura del complesso di Saul, cioè della situazione in cui un superiore è geloso di uno inferiore, di un dipendente, perché ha paura che gli porti via il posto, ha paura che sia quel dipendente amato più di lui, perché è più capace, perché è più simpatico alla gente. E Saul si rovina la vita con questa gelosia, diventa un persecutore, fa guerra a Davide, tenta di eliminarlo, lo insegue nel deserto come una pernice sui monti. Poi problemi maggiori assillano Saul. I Filistei diventano sempre più forti. Saul era stato scelto per essere il condottiero militare contro i Filistei e invece fallisce miseramente. Nella grande battaglia ai piedi del monte Gelboe, in Galilea, Saul viene sconfitto in modo tragico. Perde la vita lui e i suoi figli. L'esercito di Israele viene sterminato. È un momento tragico della vicenda di Israele. Samuele è morto e non c'è più nessuno che guidi il popolo. Davide era addirittura andato all'estero, oggi si direbbe una fuga di cervelli. E uno valido che hanno mandato via perché dava fastidio al capo. Adesso che il capo ha portato alla rovina il popolo, qualcuno si ricorda che c'era quel giovanotto in gamba, capace, e vanno a cercarlo. Adesso c'è l'autentica unzione di Davide a re. Prima era stato scelto dagli anziani di Giuda, cioè dai capi famiglia della tribù di Giuda, ma le tribù confederate in Israele erano 12. Davide, originario di Betlemme, apparteneva alla tribù di Giuda. I vecchi capi famiglia, capi delle varie famiglie di Giuda, avevano dato a Davide il compito di essere condottiero militare. Morto Saul,
dopo la dispersione e il periodo di sbandamento, tutti gli anziani di Israele, i capi famiglia, si riuniscono in Hebron, che era la capitale del sud, la capitale della tribù di Giuda, e lì decidono di eleggere Davide come loro re. Leggiamo questo breve episodio nel secondo libro di Samuele, all'inizio del capitolo 5. Vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: tutte le tribù, non tutte le persone, i rappresentanti di tutte le tribù. Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Riconoscete questa frase? La si adopera quasi come un proverbio. È stata usata nel racconto della creazione, quando Adamo, di fronte alla donna che gli è presentata dal Signore, dice: questa è osso delle mie ossa, carne della mia carne. Ma è una espressione comune nel linguaggio israelita per indicare siamo parenti, siamo affini, siamo legati, c'è un legame profondo fra di noi. Ecco, dicono i responsabili delle varie tribù a Davide: noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Adesso, quando ha 30 anni, Davide viene unto re di Israele. E da chi viene unto? Dagli anziani delle tribù, dai rappresentanti, dalla base cioè. Ma quel che era stato raccontato a proposito del fanciullo, quando Samuele a nome di Dio lo aveva unto, che cosa voleva significare? Quello è un racconto teologico che spiega questo fatto storico. Qui ci troviamo di fronte a un racconto storico e, come vedete, è ridotto all'essenziale. Non ci sono i particolari. Semplicemente a Hebron si riunirono i rappresentanti, parlarono a Davide, fecero un contratto. Stipulare un'alleanza vuol dire quello, davanti al Signore, quindi fu un contratto religioso in cui i vari capi famiglia di tutte le tribù da nord a sud fecero un accordo con Davide riconoscendolo come re. La monarchia nasce dal basso. Sono i rappresentanti del popolo che si scelgono quel personaggio. Ma quel personaggio è un personaggio valido. Questa volta hanno scelto bene. Saul fallisce, Davide invece riesce. E per questo viene detto che Davide non è stato scelto semplicemente dal popolo, ma è stato scelto da Dio, era già stato scelto e al momento giusto è emerso.
Inizia così il lungo regno di Davide, che dura 40 anni. Come prima cosa, Davide saggiamente pensò di creare una capitale, perché Hebron era troppo meridionale come città, troppo legata a una tribù. Davide pensò di porre la capitale a Gerusalemme, ma Gerusalemme non era una città ebraica, era abitata dai Gebusei, una delle tante tribù cananee. Una città in posizione strategica, costruita su uno sperone di roccia con 2 valli che rendevano imprendibile la roccaforte. Davide conquistò senza combattere Gerusalemme, entrando dal sistema idrico con una escursione geniale. Insieme ad alcuni dei suoi, penetrò attraverso la sorgente, trovò il canale sotterraneo e emerse in un pozzo al centro della città, una specie di cavallo di Troia, ma senza inganno. Improvvisamente i soldati entrarono in Gerusalemme e conquistarono la città senza combattere, senza un assedio, senza una distruzione. L'intento di Davide non era quello di distruggere Gerusalemme, ma di utilizzare una città molto antica e ben strutturata. Davide era un pastore, figlio di pastori, e si era trovato a regnare su un popolo di pastori e di contadini. Non avevano struttura, non avevano una organizzazione, non erano mai stati abituati ad avere una regola comune, delle norme, un archivio, un centro, un esercito. Non avevano niente di questo. Vivevano, noi diremmo, come zingari, piccoli gruppi che si spostavano e sopravvivevano con un po' di pastorizia, un po' di agricoltura, ragionando fra fratelli, fra vicini. Ma dovendo organizzare uno Stato, non si può partire dal nulla. Davide ebbe questa grande intuizione. La vecchia Gerusalemme era città, Stato, ben organizzata da molti secoli, aveva scribi, aveva le persone capaci di una organizzazione centralizzata. Quindi Davide non distrusse Gerusalemme, ma la assorbì. Entrò nella città e valorizzò quella cultura, fondendo la tradizione gebusea con la tradizione israelita. Andava proprio bene come capitale di una confederazione, perché non apparteneva a nessuna delle 12 tribù. Si trovava quasi al centro ed era estranea. Gerusalemme diventa quindi la città di Davide. Diventa la capitale del Regno Unito e tutte le tribù convergono in Gerusalemme. A Gerusalemme Davide costruisce il palazzo, cioè la sede centrale del governo che deve tenere conto di tutte le varie tribù. Hanno scelto un re per poter essere forti, per poter combattere contro il nemico filisteo. E ci vuole quindi un esercito ben organizzato, ci vuole una struttura centralizzata. E a questo punto subentra un'altra grande idea. Davide vuole costruire un tempio in onore del Signore, il Dio di Israele.
si consiglia con un profeta, un saggio di corte, uno che ha preso il posto di Samuele, che è morto già da diversi anni. Si chiama Nathan. È un consigliere di corte. È il saggio che aiuta Davide nelle sue scelte più importanti. Davide gli confida il desiderio di costruire un tempio in onore del Signore, perché ragiona in questo modo: io mi sono fatto una bella casa, tutta tappezzata di legno di cedro, decorata in oro, e il Signore abita sotto una tenda. Il Signore, cioè l'Arca dell'Alleanza, quella cassetta in cui erano le tavole del patto, custodite sotto una tenda. Le avevamo trovate all'epoca di Mosè, poi quando entra con Giosuè, poi a Silo, dove Eli è custode dell'arca sotto la tenda, e il piccolo Samuele dormiva lì vicino, facendo la guardia. E con alterne vicende il Signore, cioè l'Arca dell'Alleanza, aveva continuato a dimorare in campagna sotto una tenda. Davide invece si è fatto una casa in muratura, una grande casa di pietra, fasciata di cedro e di oro. E gli sembra doveroso fare qualcosa anche per il Signore. E l'idea naturale che gli viene è quella di costruire una casa per il Signore. A fianco al palazzo vorrebbe fare il tempio. Questa è una idea di religiosità naturale. E il vecchio Nathan gli dice: d'accordo, fai pure così, è una buona idea. Ma quella notte Nathan non riesce a dormire. E il Signore gli parla alla coscienza e fa capire a Nathan che ha sbagliato. Hai detto a Davide di fare così, ma io non sono mica d'accordo. Guarda che è una idea sbagliata. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7, troviamo un testo molto famoso e importante, che è l'oracolo di Nathan, cioè la promessa che Dio ha rivolto a Davide attraverso il profeta Nathan, capovolgendo la sua mentalità. Davide voleva fare una casa a Dio. Il Signore dice al suo profeta di andare a riferire al re che sarà il Signore a fare una casa a Davide. Notate il capovolgimento. L'uomo religioso pensa di dare qualcosa a Dio, di ricompensarlo, in qualche modo di pagarlo, mentre il profeta viene formato da Dio per andare a dire all'uomo: guarda che sei tu che ha bisogno, tu ricevi. Il Signore non ha bisogno di una casa che tu gli costruisca, è il Signore che farà a te una casa. In che senso? C'è il doppio senso. La parola casa, noi diciamo casato, può intendere anche la famiglia, cioè i figli, la discendenza. Mettere su casa significa costruire una casa, soprattutto significa sposarsi e indica l'avere figli. È il Signore che costruisce una casa a Davide. Notiamo l'importante passaggio. Davide metterebbe insieme delle pietre, del legno,
dei metalli preziosi, delle cose inanimate per onorare il Signore. Ma il Signore invece promette di suscitare vita, di dare delle persone, di far nascere una nuova realtà. La casa che il Signore promette a Davide è una famiglia, è la discendenza, è l'oracolo messianico, cioè l'annuncio che dai figli di Davide ci sarà anche il Messia. Lui sarà la casa di Dio, il vero tempio in cui Dio abita corporalmente. Sarà il figlio di Davide 1000 anni dopo. Ma Dio ha preparato quella casa. Leggiamo il testo. Il Signore disse a Nathan: va e di al mio servo Davide: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Come dire, e il Signore non ha bisogno di case, e il Signore non ha bisogno di essere aiutato dagli uomini. Or dunque tu dirai al mio servo Davide: io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele mio popolo, ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, ma soprattutto il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, cioè quando morirai, io susciterò un discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Notate il verbo: susciterò un tuo discendente. Farò sorgere. Farò sì che ci sia un discendente. Farò sì che tu abbia un erede al trono. E tutti i re hanno il problema della successione al trono. La casa di Davide diventa stabile. Dio si impegna a mantenerla. Ma notate che quel verbo suscitare sarà proprio il verbo risuscitare. Dopo che Davide sarà morto, Dio promette che risusciterà un discendente di Davide perché erediti veramente il trono di Israele. Egli, questo discendente, edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Ricordate l'angelo Gabriele che nell'annuncio a Maria le dice: il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e il suo regno non avrà fine. Noi lo ricordiamo addirittura nel credo. Risuscitò, salì al cielo, siede alla destra del Padre, verrà a giudicare, il suo regno non avrà fine. Sono formule prese da qui. Quella promessa fatta 1000 anni prima di Gesù a Davide si è mantenuta in lui
egli edificherà e io renderò il suo regno eterno. Io, dice il Signore, sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E Natan riferì a Davide questo oracolo, che è il fondamento teologico della dinastia davidica. Diventerà un impegno, una promessa divina nei secoli e costituirà un punto di riferimento importantissimo per i futuri profeti di Israele. Davide non può che prostrarsi davanti al Signore e ringraziarlo di tutto il bene che gli ha voluto e gli ha fatto.